Questo tipo di iniziativa è indubbiamente valida per tutti i vignaioli che producono vitigni resistenti, perché sono tutte piccole aziende che spesso non si possono visitare o non hanno la possibilità di essere visitate da un grande pubblico come in questa occasione. E quindi è una grande opportunità sia per il pubblico, per vedere delle aziende che probabilmente non sarebbero spesso aperte o dei vitigni che non sarebbero transitabili, sia per i vignaioli per far conoscere il proprio prodotto, che è un prodotto spesso o quasi nel 90% dei casi di nicchia. Questo tipo di viticoltura sostenibile con l'impianto di varietà resistenti è sicuramente un segnale positivo dal punto di vista dell'ecologia, della sostenibilità e del futuro turistico per il nostro territorio e tutta la Val Belluna, ma tutto il bellunese in generale. Queste viti sono state studiate fin dagli anni '60 a Friburgo per essere naturalmente resistenti alle malattie. In un territorio come il bellunese, che è molto piovoso, questo permette di effettuare molti meno trattamenti, quindi non solo l'incidenza inferiore dell'utilizzo di fitosanitari, ma anche minori passaggi con i trattori nei vigneti, quindi meno consumo di gasolio, meno compattamento del terreno, quindi sostenibilità a tutto tondo.